La Pro Favara domani affronta la Leonfortese e la terza gara del girone di ritorno, sicuramente una partita impegnativa come sono tutte le gare, soprattutto del girone di ritorno. Questa mattina l'allenamento di rifinitura. Mister Catalano, che cosa hai messo? Penso che stiamo bene, stiamo lavorando abbastanza bene, siamo pronti per questa partita che sappiamo che è una partita difficilissima. Non guardiamo l'ultimo risultato contro la Parmoval perché secondo me non fa testo, perché la Leonfortese è una buona squadra, ha sempre fatto bene in casa e quindi domani sicuramente ci aspetta una partita difficile. Rientra Bossa dopo la squalifica, gli altri? Stanno tutti bene, rientra Fabio dalla squalifica, siamo un gruppo importante, quindi le squalifiche, qualche infortunio ci può anche stare, però non mi sono mai lamentato per quanto riguarda la rosa, perché credo che fino adesso tutti hanno fatto il proprio dovere e siamo riusciti sempre a tirare il massimo da ogni calciatore e quindi sono abbastanza fiducioso anche per domani. Da quello che ho visto a bordo campo vedo una compagine impegnata, unita e credo anche con una altissima autostima. Assolutamente, abbiamo acquisito tanta consapevolezza, credo che abbiamo fatto abbastanza bene fino a questo momento, quindi i ragazzi sono consapevoli del proprio potenzialità, del proprio valore che hanno e credo che piano piano con la giusta umiltà riusciamo sempre a tirare fuori qualcosa di in più rispetto a ogni partita. Ci potrebbe essere qualche insidia sul fattore campo, siamo a Leonforte, c'è freddo, il campo forse sarà pesante? Assolutamente, ma penso dobbiamo essere anche abbastanza preparati su questo, il tempo non sarà dei migliori, ci sarà freddo, ma questo non giustifica che noi dobbiamo andare lì a fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, perché se vogliamo continuare ad andare avanti e tenere questa striscia importante dobbiamo cercare di fare il risultato a tutti i costi. Con l'allenatore abbiamo parlato poco dei rapporti con la società, ma siccome non c'è nessuna lamentela credo che siano ottimi e questo aiuta sicuramente il percorso. Assolutamente, i rapporti sono ottimi, ma sin dall'inizio abbiamo avuto sempre le stesse idee da quando sono arrivato, mi hanno sempre accontentato su tutto, vedono credo il lavoro che è fatto, sono credo anche loro abbastanza soddisfatti come lo sono io della società, quindi credo che, come ho detto anche in qualche altra precedente intervista, che si sia creata una bella sintonia fra società, staff, squadra e questo sicuramente è una cosa in più che ci può portare lontano.